The winner is Credito Trevigiano. No, non stiamo parlando di cinema, ma dell'Oscar di bilancio, prestigioso riconoscimento che la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana consegna alle imprese che presentano un bilancio chiaro e virtuoso. Sentiamo il presidente del Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. È un bilancio fatto non da solo numeri, ma fatto di relazioni, di persone, di gioco di squadra verso i suoi stakeholder che sono i principali, i soci. È un bilancio chiaro, netto, che con trasparenza verso l'esterno mette in evidenza le peculiarità e quello che il Credito Trevigiano ha fatto verso la comunità e verso le aziende, verso le famiglie, verso il territorio. Bisogna continuare sempre a migliorare, guardare dentro se stessi, guardare gli altri, confrontarsi, competere e quindi riproporre nuovi modelli, nuove iniziative, sempre sotto l'innovazione e la novità, ma soprattutto la novità delle relazioni, il rapporto stretto col territorio, il rapporto con i soci, il rapporto con i clienti. Io penso che l'anno scorso finalisti e quest'anno vincitori dell'Oscar sia un messaggio importante da dare alla comunità che questa è una banca veramente legata al territorio che sa comunicare in modo efficiente ed efficace. Un trionfo che ha come degna cornice il cuore della finanza italiana, il Palazzo della Borsa di Milano. Una vittoria dovuta al lavoro di una squadra affiatata che consente a Credito Trevigiano di crescere anno dopo anno. Sentiamo il direttore di Credito Trevigiano, Umberto Longo. È la conferma del tanto impegno ed è la conferma soprattutto che il Credito Trevigiano sta crescendo in tutto, anche in termini di trasparenza e di politiche di bilancio. La serietà e la professionalità di Credito Trevigiano sono riconosciute dai massimi esponenti della finanza italiana. Sentiamo Renato Dallariva, uno dei membri della giuria. Credito Trevigiano si è distinto per la qualità dell'esposizione, per le motivazioni che poi sono state anche espresse rispetto all'anno scorso dove era entrato come finalista. Quest'anno il passo in più è riuscito a farlo. Fabrizio Frizzi, allora, è lei o non è lei il più noto conduttore televisivo con oltre 3.500 trasmissioni all'attivo? È una bella domanda questa. Non posso dire che sia io perché ci sono dei conduttori molto più famosi e bravi di me. Però insomma, se sono Fabrizio Frizzi sì, sono io. Ma tra l'altro ho scoperto anche la radio, cioè nel tuo curriculum. Sì, direi che c'è un po' di tutto, c'è persino il ballo, anche se non avrei mai voluto, però c'è stato anche quello. Però c'è la radio, ho iniziato con la radio alcuni anni fa, diciamo la bellezza di 34 anni fa, ed è stata poi la grande palestra per tutto quello che ho fatto dopo. Ecco, questo è un premio importante. Questa sera ti viene conferito il Radicchio d'Oro per lo spettacolo. È un premio che sembra un po' particolare, no? Con un nome un po' simpatico, però in realtà il radicchio qui a Treviso rappresenta un elemento principe, davvero è il re della tavola, e è un insieme valoriale per noi Radicchio di Treviso, quindi tradizioni, cultura. Infatti sono onoratissimo di esserci. E ho visto che ci sono tanti grandi nomi, il professor Garattini, c'è anche il mio amico Max Biaggi e altri premiati illustri. Sì, ho visto anche che c'è un curriculum di premiati di tutto rispetto, e poi io sono un grande tifoso del radicchio, anche non d'oro, quello vero, quello che poi si trova sulla tavola. Sono un grande appassionato, quindi sono un tifoso della vostra terra, di queste vostre tradizioni di qualità a tavola. E quindi è una serata di grande piacere per me e racconterò dopo le mie similitudini con il radicchio. Allora la domanda è d'obbligo adesso, come lo preferisci il radicchio? Perché sai che va su tutto il menù, no? Dall'antipasto hanno fatto la grappa, la birra al radicchio, quindi davvero versatile. No, questa sera scoprirò queste cose che mi mancano, però io il radicchio lo mangio in tutte le maniere, lo mangio anche così crudo senza neanche condimento, per quanto mi piace, per quanto è buono, croccante come appunto al naturale. Mi piace ovviamente anche fatto, come si dice, in umido, cioè o al vapore oppure bollito. Mi piace nei risotti, quindi come condimento. Insomma, potrei stare alcune ore qui a descrivere i gusti ai quali abbinerei il radicchio. Io poi sono anche un cuoco, provetto, sì, di nascosto perché sono pericoloso, però mi diverto a provare incroci di sapori e quindi penso che farò un piatto con radicchio alternandolo a sapori dolci, perché è sempre bello creare i contrasti. Vabbè, al prossimo incontro sentiremo che ricetta ha inventato. Sì, se sopravvivo alla prova, che provo solo su di me ovviamente, non metto a rischio la vita di altri, quindi, però devo dire che
talvolta ci azzecco. Fabrizio, grazie, sei stato gentilissimo, noi ti auguriamo una buona serata. Grazie a voi, insomma, speriamo di rivederci presto, intanto godiamoci questa bella serata qui appunto a Treviso, Castelfranco Veneto, con grande piacere. Grazie infinite, noi ci vediamo al prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate con noi per le conclusioni. Oggi dobbiamo abbinare l'esperienza che abbiamo, che hanno gli agricoltori, ad una alta e qualificata professionalità tecnica. È questa la direzione nella quale sta andando l'agricoltura trevigiana. Non più tempo di improvvisazione, ma di efficienza e professionalità. Lo sanno bene gli oltre 300 agricoltori che hanno partecipato al convegno organizzato dal Consorzio di Difesa Trevigiano in collaborazione con la Coldiretti provinciale, per fare chiarezza su un tema tanto discusso quanto spinoso, quello dell'utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura. A focalizzare l'argomento è stato il dottor Giovanni Moro, direttore dello Spisal ULSS 7. Il problema è il rispetto delle regole che sono quelle dei tempi di carenza, cioè si terminano gli interventi con fitofarmaci in tempo perché alla raccolta i residui siano inferiori a quelli previsti dalle leggi, regole sulle modalità di distribuzione dei fitofarmaci, regole sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il dottor Moro ha però portato dati confortanti che dimostrano come l'incidenza dell'attuale utilizzo dei fitofarmaci sull'ambiente e sulla salute umana sia praticamente nulla. Questo anche grazie ad un cambio nelle pratiche agricole e ad una maggiore informazione degli agricoltori, come ci spiega il presidente di Coldiretti Treviso, Fulvio Brunetta. Abbiamo visto che nel tempo le azioni che sono state analizzate portano a dire che l'agricoltore è attento e l'agricoltura sta prestando attenzione a quello che succede. Positivo anche il commento del presidente Valerio Nadal. Si è passati da tossicità elevate nel 2000, elevate un centinaio di persone, per arrivare al 2005 dove la tossicità era quasi uguale a zero. Questo significa che l'attenzione da parte dell'agricoltore nel modo di operare, nel modo di trattare con sistemi mirati, controllati e ragionati, come si diceva prima, ha dato i suoi risultati. Nel dibattito sui fitofarmaci non va dimenticato che gli agricoltori si trovano oggi in grosse difficoltà nel gestire un'agricoltura sempre più urbana. I campi sono stati circondati dalle case, dalle abitazioni, per non dire dalle attività produttive. Ecco, da questo punto di vista tutti i meccanismi che riguardano il buon uso delle pratiche lo stiamo applicando. Non dobbiamo comunque dimenticare che in alcune zone come quella collinare diventa più difficoltoso questo tipo di attività. Partiamo comunque dal presupposto che abbiamo sempre detto: chi infrange la norma va ovviamente perseguito per quello che ha fatto. Quello che non accettiamo è la generalizzazione della questione. Ed eccoci al gran finale. Ottenuto la bellezza d'Italia, Miss Italia 2010, per il saluto finale al nostro pubblico. Come sempre, come ogni anno, Miss Italia è l'ospite speciale, la madrina di questo evento. Che cosa ti aspettavi e com'è intanto l'atmosfera, se dobbiamo trasmetterla al pubblico da casa? Beh, l'atmosfera è calorosissima perché la gente non manca, il divertimento non mancherà e quindi è un bellissimo ambiente. È la prima volta per me, chiaramente, quindi ancora mi sto guardando intorno. Curiosiamo un po' nella vita della Miss, quanti impegni, quante serate, cosa sta accadendo? Beh, indubbiamente gli impegni sono tanti, a distanza di un mese che è talmente poco, sembra che sia passato tanto, ma invece è passato talmente poco tempo che ancora sono presa dagli sponsor, dal lunario che fra pochi giorni uscirà ufficialmente, quindi è una vita frenetica ma bella. Prima volta nel Trevigiano? Sì. Devo ammettere di sì. Quindi sarai subito carpita da buona tavola e grande accoglienza. Ahimè sì, io che devo stare attenta alla linea questa sera sgarrerò. Vabbè. No, ma stai tranquilla perché col radicchio trevigiano si va sempre sul tranquillo, è perfetto per la dieta. Ok, ti ringrazio allora. Allora salutiamo il nostro pubblico da casa, auguriamo tutti un buon radicchio d'oro, ovviamente il saluto finale lo fa lei. Un bacione a tutti e a presto. Arrivederci alla prossima settimana. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P.
Gruppo APOVF